Che cos'è un eroe? Un eroe è qualcuno che serve per sentirci migliori. Qualcuno a cui chiedere un sacrificio, quando noi non abbiamo più il coraggio di rischiare. È un simbolo che ci aiuta ancora a sperare nel prossimo ed in noi stessi, a credere che alla fine il bene trionferà sempre sul male. Io sono l'eroe. La dottoressa è andata via. Questa è la valutazione del nostro editor. Buona giornata. Ciao Marta. Ciao. Ciao, buon Ciao viaggio. Marta, buon viaggio. Grazie mille. A presto, ciao. A presto. Che hai? Domani parti allora? Beh, sì, sapevi che dovevo partire e avevamo detto niente a D. Ma ci mancherai lo stesso. Giusto il tempo di finire la tesi, promesso. Torna presto, dottoressa. Ti voglio bene. Anch'io ti voglio bene. Cristo santo! Guardami negli occhi. Sono stato un'ora al telefono con il portavoce del ministro, scusandomi, ma come cazzo ti è venuto in mente? Io ho chiesto soltanto una sua dichiarazione. Hai chiesto conferma sul suo eventuale coinvolgimento nelle presunte tangenti per l'acquisto degli elicotteri della difesa. Davvero? Cioè, sul serio? Dimmi che stai scherzando. Cioè, tu davvero vuoi interferire con le forze primordiali della natura? Tu pensi di aver capito la struttura delle cose, invece non hai capito un cazzo! Però, direttore, mi scusi, le assicuro che tutto quello che c'è scritto lì è la verità. Questa è la tua verità. Non lo so se c'è la verità qua dentro. Supposizioni, idee, ipotesi. Di concreto qua non c'è niente, solo stronzate. Però io posso provarglielo. No, avresti già dovuto farlo! Ascoltami bene. Per essere il migliore in questo mestiere, bisogna usare quella testa di cazzo che ti ritrovi. Guardami, la verità a volte è pericolosa. Per questo Ferraro è sempre in prima pagina. Mo' ho capito da dove arriva tutta sta puzza.
Stai vomitando invidia, Pollini. Sono le sue stronzate che ci tengono in vita. È così. Fatene una ragione. Prepara le valigie. Subito. Grazie Fabio, buongiorno a te. Sì, questa settimana si apre all'insegna dell'instabilità e l'apice del freddo verrà raggiunto proprio tra oggi e domani. Allora vediamo quello che accadrà. Sei per il vetro. Sono quello nuovo. Non dico sei per il vetro. Sono quello nuovo. Io sono Michele. Giorgio Pollini. Piacere. Tutto qua. È questo. Una curiosità. Ma tu, chi hai fatto incazzare? Sto imparando il linguaggio dei segni su internet. Figo, eh? Linguaggio dei segni. Ai sordomoni. È una lunga storia. Quella qui non ti serve. No. Allora, questa storia. L'uomo sbagliato al posto sbagliato. Ho capito. Buon lavoro. Grazie. Pronto, signor Pollini? Buonasera. La chiamo dalla casa editrice Orfeo. Ci dispiace comunicarle che dopo una scrupolosa analisi del nostro ufficio editoriale, il suo romanzo non è stato ritenuto idoneo alla pubblicazione. Le auguriamo buona fortuna. Arrivederci. Francesco, come stai? Vieni qua, Francesco. Vieni qui. Avvicinati. Ho fatto una scommessa col mio amico qua. Che scommessa? Ti sgancia 20 euro se riesci a sollevartela sulla testa. E io te ne mollo altrettanti. Ci stai? Bravo. Al mio via allora.
Almeno 5 secondi in aria. Sei pronto? Prontissimo! Via! 1, 2, 3! Ora ce l'ho fatto! Francesco, calmati, lascialo andare, gli fai male così. Lascialo. Vattene, va. Sei tornata? Sì. Fammi vedere. Stavamo giocando. Sì, lo so. Ma sei tornata? Che bello. Dammi la mano, dai. È passato e stavamo giocando. Piano. Ti fa male così? È troppo stretto? No? Mi hai fatto preoccupare, lo sai, sì. Vieni qua, mannaggia. Oddio, mi stritoli. Lasciami. Tutto a posto, è passato? Ok. Permesso? C'è nessuno? Prego. Ciao, Ciao. ti posso disturbare? Sì. Che carini, li fai tu? Già. Belli. Marta, comunque. Giorgio. Capitolo 12. Ah, sì. È scritto lì. Capitolo 12. Vattene dal tuo paese, dal tuo parentado, dalla casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò. Ma non c'è scritto. No, è la Genesi. Ah, ok. È tuo? Sì, sì. E di che parla? Ma di niente. Giusto, non sono affari miei, scusami. Dimmi tutto. Avrei bisogno di un favore enorme. Posso lasciarti questa? E che cos'è? È una lista di articoli per la mia tesi. Hai già controllato sul sito? Sì, è che sono tutti fatti specifici di inizio secolo e non è stato tutto digitalizzato ancora. Ci posso pensare io. Mi fa piacere. Ottimo. Grazie allora. E ho visto quello che è successo al tuo amico prima. È una cosa brutta. Sì, la è. Vado a vedere come sta adesso. Lui è come un bambino per queste cose. Va bene, grazie mille allora. Ciao. Ciao. Scusami, solo una domanda. Se il tuo libro non parla di niente, perché ci perdi tanto tempo? Non lo so. È facile. È tuo. Ti piace? L'ho fatto io quello. C'è anche la mia firma. Quello piccolo sono io. Ho disegnato anche lo zainetto. Avevo finito il giallo però. Quelli grandi invece sono la mia mamma e il mio papà. Tu te li ricordi? Sì. È bellissimo. E allora stavolta resti tanto? Sì, mi sa di sì. E che scrivi? Che scrivi? Agenda setting, in pratica la teoria che ipotizza la possibile influenza dei mass media sull'audience, trasferendo un argomento più notiziabile da un'agenda privata a quella pubblica. Tu sei sempre stata brava. Devi venire, ok? Ma con la giacca?
Basta che non mi diventi il più bello di tutti, che poi sono gelosa. Senti, ma ti va di venirmi ad aiutare in parrocchia in questi giorni? Sono piena di scatoloni. Davvero? Aspetto allora. Buonanotte. Scosse la testa, si voltò verso di lei e le sussurrò. Mi servirebbe un favore. Che... A pranzo c'ho un appuntamento con Giulia Guidi. Sai, quella del jingle Prende allegria per il collo. È il suo compleanno. Dovrebbe essere una stronzata tipo celebrativa, di quelle, il vanto, l'orgoglio della nostra comunità, una cosa così. Ci puoi andare? Va bene. Non ho capito. Ti devo un favore. Falli scopare. A chi? A Paolo e Francesca. Quanto è grave? Siamo fuori di circa 1 milione sul fido, Giulia. Riusciamo a tamponare? È un'emorragia. Tra interessi e contabilità ordinaria perdiamo una decina di migliaia di euro ogni settimana. Porca puttana. Il conto è bloccato, Giulia. Stiamo aspettando solo gli atti. Hanno proposto un piano di rientro. Tra poco le altre banche faranno la fila. Non si deve sapere. Carlo! Ma che fai con questo pallone, Cristo santo? Nonna, io volevo giocare con te. Carlo, vieni a giocare con me, che la nonna deve lavorare. Anna, stia più attenta. Mi dispiace, dottoressa. Di là c'è il giornalista per l'intervista. Lo faccio accomodare. Gli dica che sto arrivando. Faccia preparare il vino. Sì, certo. Forse tua figlia Costanza... Sì, tutto è cominciato da qui. Era l'aprile 1977. Mi ricordo come se fosse ieri. Venga a vedere. Eravamo io e questa vecchia signora. Guardi. Ah. Poi col passare del tempo ha messo su qualche ruga, lei. Ma io la trovo ancora estremamente affascinante. E lo è? Lo è. E lei non mi ha mai abbandonato. Lei. E adesso le cantine Guidi fatturano milioni. Venga con me. Le voglio far assaggiare una cosa. Ecco. Bel colore, eh? Lo lasci respirare un po'. Buonissimo. Lo sa come si fa? No. Macerazione carbonica. Sembra una brutta parola, eh? In realtà succede questo. I grappoli che si depositano in profondità, chiamiamoli quelli indifesi, vengono schiacciati da tutti i lati dai grappoli che invece restano in superficie. E allora, per una sorta di autodifesa,
cominciano a sprigionare il mosto che man mano fermenta e si arriva a questo. E non è finita qui. Voglio che prenda queste 2 bottiglie e che le conservi per un'occasione molto speciale. Ma io non so se posso. Beve. E allora accetto. Grazie. Ecco qua. Signora Guidi, complimenti e grazie ancora per l'intervista. Di niente. Arrivederci. Arrivederci. Ciao, Ciao. che bello. Grazie. Tu sei? Carlo. Io sono Giorgio. Grazie. Ciao. Ciao. Eccoli. Sono tutti? No, quasi. Ci sto ancora lavorando, sai. Non so come ringraziarti. Ecco, io su questa cosa, sai, avevo pensato. Però, no, lascia stare. dai. No, dimmi. Ho pensato che magari. Diciamo che un'idea ce l'avrei per come Ok, ringraziarmi. ok. E da quanto tempo vi conoscete tu e Francesco? Da quando siamo bambini. Suo padre era il proprietario dell'albergo dove lavoravano i miei genitori. Ah. Poi, purtroppo, i suoi genitori sono morti in un incidente e adesso l'albergo è abbandonato. Sai, in questi giorni ho pensato a quello che mi hai detto riguardo al mio libro. Ed ho capito che gli altri sanno di noi solo la storia che gli raccontiamo. Tutto quello che facciamo, le nostre scelte, le nostre motivazioni, e anche le nostre paure. Nulla di tutto questo è reale. È tutto parte di quello che vogliamo che gli altri vedano di noi. Io credo che le nostre storie vadano tutte in direzioni diverse. Se siamo fortunati si incontrano, diventando una cosa sola, così almeno per un po' ci sentiamo meno soli. In fondo tutti noi vogliamo solo quello che vogliamo. E tu che cosa vuoi? Vorrei essere utile. In qualche modo, anche se non so ancora bene come, però sì, è questo quello che voglio. E tu? Mia madre mi diceva sempre: più piccola sarà la distanza tra ciò che desideri e ciò che è giusto fare, e più sarai felice. E aveva ragione. Nonna, Amore mio. Bello. nonna, Dimmi. ma tu mi vuoi bene? Certo che ti voglio bene. Perché me lo chiedi? Perché io ti faccio arrabbiare. Vieni qua.
Non sei tu che mi fai arrabbiare, è che la nonna in questo momento ha qualche problema. E sai che succede? Che quando i grandi hanno un po' di problemi, si arrabbiano. E fanno male. Hai capito? Vogliamo fare il nostro gioco preferito, che ci abbracciamo forte forte. 1, 2, 3. Nonna, ti voglio bene. Amore mio, anch'io ti voglio bene. Anch'io. Che guardi? La luna. Guardo sempre quella. È la più luminosa. Ti sei ricordata? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Sorpresa. È Optimus. È Optimus. È bellissimo. Così te lo porti sempre con te. Grazie. 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 Grazie, 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 grazie. Io sto già preparando il tuo di regalo. Però mi fai male, mi fai male. Io sono Optimus Prime ed invio questo messaggio ad ogni Autobot sopravvissuto in cerca di rifugio tra le stelle. Noi siamo qui. Noi aspettiamo. Ti piacciono tanto, eh? Loro sono buoni. Salvano il mondo. Sono degli eroi. E io spero che prima o poi vengano qui e si ricordano anche di me. Ehi, i buoni vincono sempre. I buoni vincono sempre. Senti, io vengo fuori da 5 ore di riunione del CDA. Hanno detto che siete troppi. Sai che è successo quando ho fatto il tuo nome? Niente. Capito? Vuol dire che di te non gliene frega una beneamata ceppa a nessuno. Volevi fare lo scrittore? In bocca al lupo.
Sara. Presente. Nicola. Presente. Giuseppe. Presente. Carlotta. Presente. Carlo. Carlo. Carlo! 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 Corri subito in redazione. Hai 48 ore per cagarmi i diamanti, tanto il ragazzino non lo trovano più. Voglio il nonno, la mamma, i cugini, i parenti, il cognato, chi cazzo vuoi tu? Altrimenti sei fuori, mando Ferrari. Non fare cazzate, Pollini, 48 ore. Allora? Mi dispiace, dottoressa, ma nulla per il momento. Qualunque cosa la devo sapere prima io. Io non so se posso... È chiaro? Sì, certo. Hai capito quello che ti ho detto? In paese tutti si fidano di te, ti conoscono. Devi essere i miei occhi e le mie orecchie. Falli parlare. E se non lo fanno? Non aspettano altro. Fidati. Io ci provo. E te? Io voglio capire che fine ha fatto la madre. Costanza, quando sei arrivata? Ma che ci fai qua da sola? Mi hanno seguito fino a casa, mamma. Andiamo dentro, dai, ti preparo qualcosa da mangiare, vieni. Non ho fame. Costanza, non fare così. Che devo fare? Sto impazzendo. Sto male. Dovresti cercare di riposare un po'. Non possiamo fare niente, Costanza. Le ricerche sono partite, possiamo solamente aspettare. Perché lui? Perché? Non lo so. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni. Signora, Sì, i carabinieri sono già arrivati. ehi. Andiamo. Dai. Dai, vieni.
dispiace, ma io avrei bisogno di farvi qualche domanda. Qualunque cosa può essere utile. Ha una vaga idea di chi potrebbe avercela con lei o con la sua famiglia? Ci pensi bene, perché è importante. Che io sappia nessuno. Senta, qualche anno fa c'era una persona qui in azienda da noi. Faceva piccoli lavoretti. Beh, all'inizio tutto bene, poi abbiamo dovuto allontanarlo. Come mai? Ti ricordi? Furto nelle cantine. Sì. All'epoca Costanza era il direttore del personale. La migliore che abbiamo mai avuto. E lei pensa che questa persona potrebbe ancora avercela con sua figlia? Io questo non lo so, ma è l'unica cosa che mi viene in mente. Sono Giorgio Pollini. La conosci? Sì, è un giornalista. Fallo passare. Sicura? Può esserci utile. Signora Guidi! Possiamo entrare? Una foto! Può entrare? Una foto! Non era il caso, Costanza. Signora Guidi. Giorgio Pollini. Piacere. Mi dispiace infinitamente per quello che è successo e per qualsiasi cosa sono a vostra completa disposizione. Che altruismo. Le ho già rilasciato un'intervista, mi pare. La scusi. No, mi dispiace solo che non... Comunque le ripeto, per qualsiasi cosa sono a vostra disposizione. Grazie. Lo apprezziamo molto. Ecco. Scusi un attimo. Scusi, Pronto? Giorgio, sono dai carabinieri. Ho fatto quello che mi hai detto e forse ho trovato qualcosa. Però è meglio andarci di persona. Perché? Non è così facile. Allora, il coniglio salta oltre il tronco, il coniglio passa sotto il tronco, il coniglio fa un giro intorno al tronco ancora una volta perché cerca di far fessa la volpe e infine il coniglio si tuffa dentro la sua tana e ci arriva sano e salvo. Te lo ricordi? Ci provo. Dai, proviamo. Vai. Il coniglio salta oltre il tronco. Il coniglio passa sotto il tronco. Il coniglio fa un giro intorno al tronco, ancora una volta, perché cerca di far fessa la volpe e finalmente il coniglio si tuffa dentro la sua tana e ci arriva sano e salvo. Perfetto. Bravo. Sei stato molto molto bravo. È chiuso! Ho detto che è chiuso! Ciao Francesco. Ciao. Posso entrare? Ciao. Ciao. Che ci fai qui? Sono venuto a chiedergli qualcosa di Carlo. Come mi sta? Sei bellissimo.
Ascolta, lo sai quello che è successo, sì? Siamo amici io e Carlo. Noi giochiamo. Tanto. Giochiamo con il pallone. Mi dispiace che non lo trovano. Lo so, per questo sono qua. Però mi devi promettere una cosa. Che se ti ricordi un posto dove giocavate insieme oppure dove lui andava a nascondersi, me lo dici? Che si vince? Tutto quello che vuoi. Carlo! 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 A tutte le pattuglie, convergere immediatamente nell'ex area industriale. Possibile presenza in loco del piccolo Carlo Guidi. Che facciamo? Andiamo, che non c'è niente. Vecchio rincoglionito. So che non è il momento, Giulia. Ma ieri sono arrivati gli atti. Stiamo affondando. Teniamoli a bada qualche altro giorno. Io faccio il possibile, Giulia. Tu però sbrigati. Ciao Giorgio. Ciao. Hai visto? È arrivato al circo. Beh, è normale. C'è una carina. Questa? È arrivata stamattina. Ma è per me. Sei Giorgio Pollini. Probabilmente è arrivata a noi perché la casa è controllata. Ormai casa nostra la conoscono meglio loro di me. A volte nelle tragedie le persone tirano fuori il peggio di loro. Mi scusi, non volevo. Che sta succedendo? Perché l'hai fatto entrare? È arrivata questa. Puoi pagare?
il giudice avrà già sequestrato tutti i conti. Tutti, Costanza? Non ho capito, mamma. Dobbiamo parlare davanti a un estraneo? Se posso permettermi, signora Guidi, io avrei scoperto che la sua azienda sta fallendo. E come l'ho scoperto io, presto lo scopriranno tutti quanti, quindi secondo me dovreste concordare una versione univoca dei fatti e se volete io... Con chi hai parlato? Con chi cazzo hai parlato? È la verità. Mamma, rispondimi. Signor Pollini, lei conosce l'uscita, vero? Quando cazzo pensavi di dirmelo? Nessuno doveva saperlo. Ancora. E invece qualcuno l'ha scoperto. Da quanto va avanti questa storia? Non è un problema tuo, Costanza. Non è un problema mio. Sono tua figlia, mamma. Se avevi un problema dovevi dirmelo. Se no, a cosa serve una famiglia? Adesso aiutami a ritrovare Carlo. Pensiamo a Carlo adesso, sì. Bel lavoro. Grazie. Se non riusciamo a comprendere pienamente le azioni degli altri, finché non sappiamo che cosa credono di sapere, allora, per essere equi, dobbiamo vagliare non solo le informazioni che erano a loro disposizione, ma anche le menti con cui le hanno filtrate. Basta. Rimane quindi ancora avvolta nel mistero la scomparsa del piccolo Carlo Guidi. Mentre proseguono le ricerche nel territorio circostante, setacciate anche con unità cinofile, per ora senza alcun risultato. Dal nostro inviato Giorgio Pollini. Contento? È per questo che abbiamo lavorato, giusto? Giusto. O no? Che ci fai qui? Allora è così che ti rendi utile. Do una mano a Don Enrico, un vecchio amico di famiglia. 2 volte l'anno organizza una raccolta di beneficenza qui nel cortile. Congratulazioni, sei l'uomo del momento.
che accadesse così. Spero che lo ritrovino presto. Dove vai? Consegno. E qua sotto che c'è? Non toccare, non devi toccare, è una sorpresa, non devi toccare. Francesco, calmati, ho capito. Ma non hai da fare con Giorgio, e non hai da fare con Giorgio. Ma perché? Ma che dici? Lui non ti vuole bene, solo io ti voglio bene, solo io ti voglio bene. Fra, per favore. Solo io ti voglio bene. Non mi serve che mi aiuti. Per favore, dai, fermati un attimo. È come se avesse paura di qualcosa. E di che cosa? Di te? Di me? Perché? Si sente minacciato, capisci? Francesco è come un bambino e tu sei un rivale per lui. Crede che tu ci stia allontanando. Marti, io lo so che tu e lui siete amici da tanto tempo, però io ho bisogno di sapere se lui può essere pericoloso oppure no. Francesco? Sì. No, non farebbe male ad una mosca, no. Mi accompagni alla scuola del piccolo Carlo? Certo. Andiamo. È meglio se viene qui subito. Anche Francesco ed io siamo venuti qui a scuola, sai? È incredibile, è rimasta identica. Persino la campana c'è ancora. Era il gioco preferito di Francesco, la faceva suonare di continuo. Era l'incubo di tutti.
Il cortiletto, mamma mia quanto abbiamo giocato. Ma come mai mi hai chiesto di venire qui? Perché c'è qualcosa che non mi torna. Tutto molto strano. Che vuoi dire? Secondo me Carlo conosceva chi l'ha rapito. Nessuno ha sentito gridare, nessuno ha visto nulla. È andato tutto esattamente come doveva andare. Forse anche troppo. Sembra quasi di vederlo. Lui è lì che gioca col suo pallone, si diverte. Ci sono i suoi amichetti. Stanno per rientrare in classe. Ma il pallone rotola, sempre più veloce. Lui lo insegue, lo raccoglie, alza la testa e riconosce qualcuno. Gli sorride. Gli sorride. E poi scompare. Però questa è solo una mia supposizione. È tutta una messa in scena, il riscatto, il rapimento. Non c'è niente di vero. È solo una questione di soldi. Cerchi di capire. Quelle carte non dimostrano nulla. Lei oggi è venuta qui cercando di accusare sua madre, ma si rende conto? È perché avete paura. È per questo. Avete paura di lei, come tutti. Mi fate schifo. Mastro Lia, per cortesia, accompagna fuori la signora, va. Vaffanculo. E invece come procede con la tua tesi? Bene, l'ho quasi finita. Anche grazie a te. Senti, avevo pensato, ma non è che stasera t'andrebbe di cenare insieme? Perché no? Senti freddo? Io lo so che sei stata tu. Da quando ti preoccupi di tuo figlio? Prega solo che non gli sia successo niente. No, ma è della Guidi questo vino? No, ma non c'è da ridere. Io mi sento un po' in colpa. Beh, però lei è stata così gentile che me l'ha regalato, io lo uso. Sono stata molto bene oggi. Anche io.
Devo andare. Però prometto che mi faccio perdonare. Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata della Cronaca in diretta. È in collegamento con noi il giornalista Giorgio Pollini per parlare del rapimento del piccolo Carlo Guidi. Buonasera Giorgio e grazie di essere qui con noi. Buonasera a te Riccardo e buonasera a tutti i telespettatori. Sì, la tragedia del piccolo Carlo ha colpito tutto il paese. Messaggi di vicinanza sono arrivati alla famiglia Guidi da parte del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio e delle autorità tutte. La cittadinanza stessa sta dando una grande mano alle forze dell'ordine. La cosa più importante in questo momento è rispettare però il dolore della famiglia. Scusa Giorgio se ti interrompo, ma le autorità ci hanno appena confermato che dopo accertamenti effettuati a seguito di una segnalazione anonima è stata proprio pochi minuti fa fermata una persona a scopo precauzionale. Mi dicono ora che non se ne conosce ancora il nome. Cercheremo a breve di essere più precisi e di collegarci di nuovo con te non appena possibile. Grazie Giorgio. Grazie a te. Lo stanno interrogando. Mamma. Io... Dov'è? Voglio vederlo. Dov'è Giorgio? Dov'è? Per favore, no, per favore, fammi passare, Giorgio, per favore. Ci ho già provato io. Ti prego, lo devo vedere, glielo devo dire che è stato lui, per favore, fammi passare! Quello stronzo ancora non parla. Non è stato lui! Ti prego, fammi passare. Ti prego. Non è che gli piacevano i bambini, proprio si eccitava. Pervertito di merda. I genitori si staranno rivoltando nella tomba. Poveracci. Quanto tempo fa hanno chiuso l'albergo dove lavoravano i genitori? Saranno una decina d'anni. Ma non c'è niente lì, hanno già controllato. Carlo? Carlo? Carlo?
Piccolo? Carlo? Ehi, piccolo? Sono Giorgio. Carlo? È un'ottima offerta. Il lieto fine piace a tutti e a noi piace quello che piace alla gente. Sua figlia è d'accordo, vero? Certo, non si preoccupi. No, perché intendiamoci. Senza il consenso della madre del bambino, non se ne fa nulla. La pubblicità non ha mai fatto male a nessuno. Costanza lo sa molto bene. Allora tutto è bene quel che finisce bene. Esatto. Ci vediamo nei prossimi giorni per la copertina. Perfetto. Sarete contattati dalla mia assistente. Va bene. Buona giornata. Arrivederci. Salve. Mi dispiace signorina, ma al momento non sono possibili colloqui. Ascolti, la prego, ho davvero bisogno di parlargli, mi deve fare entrare. Mi dispiace, ma non è possibile. Gli faccia almeno avere questa. Gliela faccia avere, è importante, ha capito? Vedo cosa posso fare. No, non vede. Per favore, gliela faccia avere. Sì? Comunque lei si rende conto che è assurdo? Mi avevano garantito che gli avrei potuto parlare, che l'avrei potuto vedere, lei non mi fa entrare. Beh, grazie, grazie. Mi apra. Ehi. Come cazzo fanno a essere così ciechi? Si ucciderebbe piuttosto che fargli del male.
Marta, hanno trovato le prove a casa sua. Mi dispiace. No, non è possibile. Non è possibile, non è un mostro. Tu mi devi credere, Giorgio, ti prego. Io ti credo. Giorgio. Grazie di tutto. Bocca al lupo. E se dovesse servire qualcuno, in gamba, mettici una buona parola. Ti ricordi? Noi due, amici. Grazie davvero. Stammi bene, Giorgio. Loro sono buoni, salvano il mondo, sono degli eroi. E io spero che prima o poi vengano qui e si ricordano anche di me. Salta oltre il tronco. Il coniglio passa sotto il tronco. Il coniglio fa un giro intorno al tronco. Ancora una volta, perché cerca di far fessa la volpe. E poi finalmente il coniglio si tuffa dentro la sua tana e ci arriva, sano e salvo.
Grazie davvero a tutti voi per essere qui oggi. Che ci crediate o no, ho pensato tutta la notte ad un discorso da fare. Però non sono mai stato bravo con i discorsi io. Ed allora preferisco far parlare la verità. In ogni tragedia esistono dei lati oscuri, che però necessitano di essere raccontati. Questo mio libro vuole essere una testimonianza diretta dei fatti per come si sono realmente svolti. Sono stato chiamato da voi in molti modi in questo periodo. Alcuni di voi addirittura mi hanno definito un eroe. Ma che cos'è un eroe? Un eroe è qualcuno che serve per farci sentire migliori. Qualcuno a cui chiedere un sacrificio quando noi non abbiamo più il coraggio di rischiare. Un eroe è un simbolo che ci aiuta ancora a sperare nel prossimo ed in noi stessi. A credere che alla fine, cazzo, il bene trionferà sempre sul male. Grazie. Ehi tu! Ho fatto prima che potevo. Com'è andata? 110 lode. E te? Te com'è andata? Bene, bene. Sto morendo di fame, andiamo a mangiare? Sì, finisco di sistemare qui e andiamo. Ok. Life is short, the message is clear. Life is a joke, nothing I can't control or pretend. I know that beauty, now we know what love can be. When your eyes are closed, when you were already gone. I'm going down, 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 a deep black hole. Trojan horse, deep inside my heart. Go down, 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 you did a black hole. A Trojan